No, signora, non si è visto nessuno finora, nessun timore. Se la lascio girare da sola, questo non vorrà dire per me una mancia più piccola, spero. Se non le dispiace, signora, devo rimanere vicino all'ingresso, così posso sentire il campanello. Caspita, se si sente. Non c'è nessuno? Non è venuto nessuno, signor Trotwood. Cosa? Ma ho ricevuto un telegramma dal capitano Yoll. Non viene più il capitano. Prendeva il treno delle 2:40 da Paddington. Certo, dovrebbe essere qui. Dovrebbe essere qui da un'ora. Eh sì. E così pure mia figlia. Venivano insieme, signore. Insieme. Ma perché avete scambiato la signorina Prodmore, mia figlia? Oh, effettivamente è vero che in un certo senso dovrebbero venire insieme. I miei progetti almeno vorrebbero così. Anzi, secondo i miei calcoli, tutti noi dovevamo convergere oggi con la maggiore puntualità in questa casa. Assistita dalla sua fida cameriera, la signorina Prodmore, mia figlia, che si trova da una settimana circa, per puro caso, in visita alla nonna Belborough, doveva prendere il treno dell'1:50. Io dovevo arrivare in carrozza dalla mia casa più vicina, 10 miglia, e infine, come si chiama? Il capitano Yoll doveva liberarsi per qualche ora dalle strane occupazioni che tengono impegnato il suo tempo. Devono essere strane davvero, signore. Quando un signore eredita una casa come questa e lascia trascorrere 3 mesi senza provare neppure la naturale curiosità... Cosa? Mi riferisco soltanto a un fatto naturale, signore. C'è della gente che viene qui... Sì, effettivamente qui viene sempre gente. Come dite voi, signore. Prego? Unicamente per visitare la casa. E il padrone, proprio lui, non l'ha visitata mai.